Da pochi giorni è finito il vertice di Dubrovnik, Ragusa, sulla strategia adriatico-ionica. Ne parliamo con il sottosegretario agli affari esteri Vincenzo Amendola. Il vertice segue un processo che a livello europeo come italiani, anche con la presidenza di turno a inizio legislatura europea, abbiamo incrementato. Il ministro degli esteri Paolo Gentiloni era lì per significare proprio la nostra grande voglia di, dentro il contesto europeo, di sviluppare segmenti subregionali, che significano interconnessione, significano progetti, significano anche costruire dei ponti di economia tra quella che è una regione per noi fondamentale. In questo contesto le relazioni bilaterali dell'Italia con i Balcani occidentali ai fini della stabilizzazione ma anche dell'implementazione di questi rapporti hanno un ruolo fondamentale. In questo sistema di rapporti la regione Friuli Venezia Giulia gioca un ruolo di punta. Noi ci troviamo in un contesto europeo che a livello subregionale, quindi guardando quelli che sono i livelli di interconnessione, sono decisivi. Il Friuli Venezia Giulia si trova proprio al centro di queste interconnessione con i Balcani sud-occidentali, con l'Europa sud-orientale, con quelli che sono i progetti infrastrutturali che vanno dal Brennero fino al cuore dell'Europa, fino a quelli che arrivano dall'Asia. Noi dobbiamo lavorare, come fa la Regione, sulla qualità del nostro sistema, ma allo stesso tempo essere bravi a trovarci all'incontro di tutte queste possibilità. L'Italia l'anno prossimo avrà la presidenza del cosiddetto processo di Berlino, cioè quello dei Balcani occidentali, e lavoreremo da qui al vertice di Parigi di luglio e poi alla nostra presidenza proprio per incrementare in maniera pragmatica quelle che sono le possibilità. Noi siamo già primo protagonista commerciale in Serbia, in Albania, cresciamo dovunque nella regione. È ovvio la nostra posizione storica è di un allargamento che tenga dentro quelli che sono i grandi processi di ricostruzione democratica in quella zona. Ultimamente la rotta dei Balcani ha acquisito un significato particolare, però può anche averne un altro precedente, successivo, che significa infrastrutturare, costruire, sviluppare, unire. Ma io ho avuto l'opportunità di presentare adesso a Sofia, proprio 2 giorni fa, al vertice del Consiglio d'Europa il Migration Compact. Il Consiglio d'Europa ovviamente ha una peculiarità balcanica dell'Europa che a noi interessa per vicinanza, e lì c'è un progetto di finanziamento e di investimenti che significa anche aiutare quelle società a gestire i flussi ovviamente emergenziali, come è successo dopo l'esplosione della guerra siriana e quindi l'apertura della rotta balcanica, ma anche costruire società che in dialogo tra di loro danno nuove opportunità di crescita e di infrastruttura.